il complesso dell'acido acetilsalicilico con queste proteine del sangue può essere riconosciuto dal sistema immunitario come estraneo e quindi il sistema immunitario può scatenare una risposta immunitaria che può anche essere fatale. Non stiamo parlando di vaccino AstraZeneca, ma dell'assunzione di una semplice aspirina, acido acetilsalicidico, che in rarissimi casi può causare, per la risposta immunitaria del corpo, reazioni anafilattiche. A parlare è il professor De Filippis, ordinario di biochimica all'Università di Padova, che ha firmato insieme a 2 colleghi uno studio già pubblicato sulla rivista Nature Communication, relativo ad un protocollo sperimentale per capire il meccanismo di funzionamento delle trombosi. Si calcola che a livello globale tra gli adulti una morte su 4 è purtroppo dovuta a fenomeni trombotici. Una patologia a sé stante, la trombosi, ma anche una comorbidità che si associa a malattie come il diabete, l'artrite reumatoide, le malattie oncologiche, le infezioni batteriche e virali, ma che è causata anche e soprattutto dal Covid. Lo stesso Covid-19 ha una grossa complicazione di tipo trombotico ed è stato dimostrato. Un decesso causato proprio da complicazioni trombotiche. Sono queste che di fatto portano il paziente alla morte. Lo studio al quale stanno lavorando Università di Padova e Policlinico di Zurigo permetterà di intercettare un giorno attraverso un semplice esame del sangue anomalie nel funzionamento delle proteasi, principale causa di tante malattie.